Emidio era un giovane pagano, ma il suo cuore era inquieto. Un giorno sentì una voce interiore che lo chiamava verso una luce più grande. Seguì quella voce e si convertì al cristianesimo, abbandonando tutte le sue ricchezze e la vita agiata per seguire il Signore. Il suo cammino lo portò in Italia, dove, appena giunto a Milano, fu accolto con grande calore da San Materno, che riconobbe subito la sua devozione e lo ordinò sacerdote. Emidio predicava con passione, toccando i cuori di chiunque lo ascoltasse. Ma la pace non durò a lungo. L'imperatore Diocleziano iniziò una feroce persecuzione contro i cristiani e Emidio dovette fuggire. Trovò rifugio a Roma, dove San Marcellino, il Papa, lo accolse e, riconoscendone la santità, lo nominò pastore di Ascoli Piceno. Con lui viaggiarono alcuni fedeli compagni, pronti a sostenerlo nella sua missione. Ad Ascoli, Emidio si dedicò anima e corpo alla predicazione e alla guarigione dei malati. La sua fede era così forte che molti abitanti della città si convertirono al cristianesimo. Tra questi, una giovane di nome Polisia, figlia del prefetto Polimio. Polimio, un uomo ostile ai cristiani, credeva che Emidio fosse una reincarnazione del dio Esculapio e cercò di corromperlo offrendogli la mano della figlia in cambio di sacrifici agli dei pagani. Emidio rifiutò con fermezza e con un atto di grande coraggio battezzò Polisia nelle acque del fiume Tronto, facendola così sua figlia spirituale. Questo gesto fece infuriare Polimio, che ordinò l'arresto di Emidio e lo condannò a morte. La notte prima della sua esecuzione, Emidio pregò con fervore, chiedendo forza e coraggio. Il giorno dopo fu condotto al luogo della decapitazione. Ma qui avvenne il miracolo più grande. Dopo essere stato decapitato, Emidio raccolse la sua testa e camminò fino al monte dove aveva costruito un piccolo oratorio. Durante quel cammino, dal terreno spuntarono numerose piantine di basilico come segno della sua santità. Raggiunto l'oratorio, Emidio si inginocchiò e si seppellì da solo. La terra si aprì per accoglierlo e lì trovò finalmente riposo. La città di Ascoli Piceno fu testimone di numerosi miracoli attribuiti a Emidio. Una fonte, oggi di aspetto cinquecentesco, si dice sia sgorgata grazie a una sua preghiera. Quando un violento terremoto colpì la regione, la città fu miracolosamente risparmiata grazie alla protezione del suo patrono. In suo onore fu costruito il tempietto di Sant'Emidio alle Grotte, dove si trovava la sua tomba coperta di basilico, oggi conservata nella cripta di Sant'Emidio nel Duomo di Ascoli. Emidio è il patrono di Ascoli Piceno e protettore dai terremoti, e la sua storia continua a ispirare e proteggere la città e i suoi abitanti con il suo esempio di fede e coraggio. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.